Va ora in onda Pop Economia. Soldi, 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 quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno a largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci son burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle. Buon vento a chi oggi partirà e sa per certo che il maltempo passerà. Marinai di terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove, si muove. Se le emozioni sono come onde. Pop Economia Rumore, buongiorno Alessandra, ricordo subito il numero WhatsApp 340 670 9659. A te la linea Alessandra. Buon vento di giovanotti qui sulle frequenze di Radio Libertà, e il vento è quello delle vacanze, quelle classiche e quelle più pop. Ce le prendiamo anche noi, sapete, di Pop Economia. Pop Economia Rumore va in pausa per le ferie di agosto e ringrazio di cuore tutti voi per questa, anche quest'anno, fortunatissima stagione. Vacanze di agosto sì, in viaggio ci sono 36,2 milioni di italiani in questo momento e il mare resta la meta preferita. L'indagine è realizzata da Tecne per Federalberghi, mentre i Notav, lo avrete visto, mettono a ferro e fuoco il cantiere della Tava Chiomonte a Torino. 1500 le persone identificate. Meloni va in Val di Susa e dice la magistratura faccia ora il massimo, e mentre scatta il taglio delle accise per il caro carburante non c'è sosta, è solo pena, e lo sconto è solo sul gasolio. Vedremo ora, mentre il ministro Giorgetti dice tiene a sottolineare questo sconticino sono 17 centesimi sul diesel e fino al 6 agosto ha un costo enorme, cioè di circa 125 milioni di euro. E mentre ancora, perché ci sono molti mentre, il clima politico si surriscalda a buttare la benzina sul fuoco che arde come arde, e ci pensa il ministro Tajani che dice il governo ha prenotato, lo ha detto poco fa, 14,9 miliardi dei SAFE. Cosa è il SAFE? Questo strumento finanziario europeo per stimolare gli investimenti nel settore della difesa. Ma c'è sicuramente, lo garantisco, chi dice no. Un sì invece c'è, ed è un sì che ci rischiara molto, è quello di Roberto Mancini, il nuovo CT della Nazionale. Finisce così anche questa telenovela. E allora il piatto è bollente, come tutti i martedì. Benvenuto, ben ritornato a Gianmarco Centinaio, vicepresidente del Senato e responsabile del Dipartimento Turismo della Lega. Eccoci qua. Buongiorno a voi. E allora il clima è davvero molto bollente, perciò lei è bolle come bolle. Ma io, se lei è d'accordo, comincerei con una buona notizia per non tediare troppo e per ristorarci un po'. È d'accordo? Va benissimo, partiamo con le buone notizie. Partiamo con le buone notizie perché le cattive ce ne sono sempre purtroppo. Allora, la buona notizia è quella, guarda un po', proprio del turismo. Il boom del turismo, leggo qui, non si ferma, e la crescita, nonostante la povertà energetica, nonostante la crisi, dopo tutti i vari nonostante, è del 5% in Italia, che è il primo paese in Europa per l'occupazione del settore, lo ha detto giorni fa il ministro Mazzi. Ecco, il boom turistico in Italia continua e continua molto forte. Merito di chi? Del nostro bellissimo paese o di investimenti più giusti stavolta?
Ma io penso che sia soprattutto del nostro paese che sa fare squadra e che comincia a far sì che il turismo venga considerato come un'industria vera e propria. Fino a poco tempo fa abbiamo sempre pensato al turismo come il periodo di Natale, il periodo di Pasqua e magari la settimana di Ferragosto. Oggi come oggi, per fortuna, gli operatori del turismo stanno lavorando tutti insieme alle istituzioni, perché comunque questo bisogna dirlo, bisogna sempre comunque ricordarlo, e l'Italia sta facendo sistema, fatto sta che comunque gli arrivi da parte di turisti stranieri sono in aumento in modo importante, quindi vuol dire che anche in giro per il mondo pensano all'Italia come un paese da visitare. Allora, un buon vento per il turismo, un vento molto favorevole, andiamo talmente forti che dobbiamo scontare e fare i conti con l'overtourism. Tempo fa ne abbiamo parlato anche con lei e abbiamo parlato, se ricorderà, anche in vista di quel ticket che volevano mettere sulla Fontana di Trevi e noi dicemmo no. Ma sulle Dolomiti che cosa succede? Perché contro l'assalto dei turisti anche qui spunta l'ipotesi di un ticket come a Venezia. Ma è giusto, non è giusto? E che cosa succede? Cioè questo modello della gratuità in Italia che tanto ci è caro e che non è caro, è in crisi? Io continuo a pensare che impedire ai cittadini europei di muoversi sul territorio europeo va contro, facendoli pagare, va contro quella che è l'idea dell'Europa, cioè la libera circolazione dei mezzi, delle persone e delle merci, e di conseguenza diciamo agli entusiasti dell'Europa dovrebbero storcere il naso. Io continuo a pensare che se dobbiamo parlare di posti al chiuso e quindi pensiamo ai dei musei, pensiamo delle aree archeologiche, pensiamo a delle situazioni di questo tipo, allora è giusto far pagare. Su luoghi pubblici continuo a pensare che sia una forzatura sbagliata. Sulla questione delle Dolomiti, che è una questione più complessa rispetto a Fontana di Trevi, per il semplice motivo che noi abbiamo sempre visto il turismo montano come un turismo di nicchia e il cambiamento climatico invece ci sta portando a vedere che la gente, i cittadini, gli italiani e anche gli stranieri stanno gradendo molto andare al fresco anche durante l'estate. E di conseguenza bisogna fare ragionamenti diversi rispetto al passato, mettere diciamo il pagamento per arrivare sulle Dolomiti o per andare a vedere determinate attrazioni in montagna, penso di no, però alternative ci possono essere. E così o al fresco o al caldo, un po' noi tutti prepariamo la valigia per le ferie d'agosto, come era il titolo di un bellissimo film con Sabrina Ferilli. Ma non c'è sosta e non c'è buon vento per il caro carburanti, perché lo sconto, ne stiamo parlando da stamattina, ne parlano tutti, è solo sul gasolio. Così è con il nuovo decreto carburanti e sono 17 centesimi, come accennavo in apertura, sul diesel e fino al 6 agosto. Quello sconticino che però il ministro Giorgetti dice, attenzione perché questo sconticino ci è costato 125 milioni di euro, non si poteva proprio fare di più? Io mi fido di Giancarlo, di Giorgetti e sono straconvinto che se ci dice che di più non si poteva fare, di più non si poteva fare. Il rischio è sempre poi quello, è sempre solito, cioè quello che noi facciamo uno sconto sulle accise di 17 centesimi e contemporaneamente le compagnie petrolifere lo aumentano di 17 centesimi. L'alternativa può essere, e qui farò inorridire qualcuno, l'alternativa può essere quella di andare a tassare le compagnie petrolifere, perché sono quelle che in questo momento stanno guadagnando più di tutti. Allora, vediamo un po' chi inorridirà, vediamo chi ci scrive, chi inorridisce e intanto c'è qualche altra cosa che ha fatto inorridire perché la Lega è sempre stata contraria a questo, però ce lo dirà meglio lei. Il ministro Tajani ha rispolverato il fondo SAFE. Innanzitutto se lei ci spiega proprio brevemente cos'è questo fondo SAFE, io mi sono letta tutto ma a beneficio anche di chi ci ascolta e dice così il ministro Tajani, il governo ha prenotato 14,9 miliardi del SAFE per la difesa, cioè quello strumento finanziario europeo per far sì che arrivino investimenti nel settore della difesa. Cosa dice la Lega che è da sempre contraria a questo?
14,9 miliardi per la difesa e quindi 14,9 miliardi per spese militari, perché poi quelle sono, continuiamo a pensare che non siano d'attualità in questo momento. Noi abbiamo famiglie, imprese, cittadini italiani ed europei che hanno priorità diverse rispetto alla difesa. Io sinceramente, conoscendo Forza Italia e sapendo anche un po' come ragiona l'alleato di governo, un'uscita di questo tipo in un momento come questo, dove per esempio stiamo dicendo che ci sono pochi soldi per diminuire le accise, penso che sia un errore. Noi in campagna elettorale avevamo fatto determinate promesse agli italiani, siamo stati eletti per aiutare gli italiani. Pensare di mettere 14,9 miliardi di euro per la difesa non penso che sia nel programma di governo di questo governo. Molto chiaro. E allora, come accennavo sempre in apertura, abbiamo dovuto assistere di nuovo alla bufera scatenata dai Notav in Val di Susa e allo scempio fatto, e tutti ovviamente abbiamo dato la solidarietà alle forze dell'ordine. Ma parliamo un po' di cose reali. Ci sono stati davvero investimenti sulle forze dell'ordine in questo periodo di governo? Per esempio i poliziotti, veniamo proprio alle cose reali, semplici ma che si capiscono immediatamente. I poliziotti presenti nelle nostre strade sono stati veramente aumentati, perché poi è questa l'emergenza di cui noi abbiamo bisogno. Ma i poliziotti sono stati aumentati e sicuramente rispetto al passato noi stiamo andando nella direzione di aumentarli, perché quello che è stato previsto, i fondi che sono stati messi a disposizione e i corsi che stanno facendo e che stanno sfornando nuovi poliziotti vanno in questa direzione. Noi scontiamo un periodo in cui con il decreto Madia, parliamo ancora del governo Renzi, si decise di tagliare il numero delle forze dell'ordine e di conseguenza e anche tagliare il numero delle scuole di polizia in modo da sfornare meno poliziotti, e di conseguenza ci troviamo che da quel periodo ad oggi tanti sono andati in pensione e di conseguenza dobbiamo andare a recuperare. I soldi sono stati messi, le risorse sono state messe, già quest'anno comunque stiamo vedendo più poliziotti che arrivano rispetto agli anni scorsi, e questo è anche questo io penso che sia una cosa positiva, perché stiamo dando un segnale di maggiore attenzione al territorio. Io mi sono confrontato anche per esempio nel mio caso, per esempio su Pavia, con i sindacati di polizia, e tutti stanno dicendo quello che sto dicendo io in questo momento. L'unica cosa che chiedono al governo è loro chiedono di modificare le regole di ingaggio. Modificare le regole di ingaggio vuol dire permettere alle forze di polizia di lavorare un po' più tranquillamente. Allora, Notav, torniamo un attimo sul punto ed ora è stretta sui violenti. Mi ha colpito molto oggi un'intervista sul Corriere dell'ex sindaco Antonio Ferrentino, che è ex primo cittadino di Sant'Antonino di Susa, che dice: in passato sì, anche io ho contestato l'opera, ma adesso è soltanto strategia eversiva. Cioè lui in sostanza dice che molti degli assalitori non sanno nemmeno che cos'è la TAV, e invece, contrariamente a quello che fanno e che pensano, il progetto funziona. Lei crede che ci sia davvero una strategia eversiva o sono episodi legati alla rabbia del momento? Ma io penso che siano i pendolari dell'eversione. In questi giorni c'è la TAV, qualche giorno fa c'era Bologna, qualche giorno prima c'era qualsiasi altra cosa, il centro sociale di Torino, e potremo fare l'elenco delle manifestazioni dove i violenti di turno si scatenano. Pensiamo alle manifestazioni pro-Palestina, dove alcuni di questi qua quasi non sapevano neanche dove sia la Palestina, e quindi penso che non sappiano neanche quando parli di TAV di che cosa stiamo parlando, e quindi questi sono veramente, c'è chi va a lavorare, fa il pendolare a lavorare, c'è invece chi fa il pendolare per far casino nel nostro paese. Continuo a pensare che in questo momento i decreti sono stati fatti per tutelare i lavoratori e per tutelare l'ordine pubblico. Continuo a pensare che lo Stato debba, non dico il governo, lo Stato debba cominciare a bloccare, non dico impedire le manifestazioni, ma a bloccare i violenti.
E allora sempre per rimanere con i piedi per terra e per parlare di ciò che ci sta più a cuore, perché gli ultimi sondaggi e tutte le persone che parlano anche qui ce lo dicono chiaramente, cioè gli italiani si compattano sulla crisi energetica, sul caro energia, sulle bollette, lì sono tutti uniti, come pure c'è una grande voglia, una grande richiesta di maggiore sicurezza e questo ce lo siamo detto tante volte anche con lei. L'ultimo sondaggio lo prendo così tanto per dire, quello di Utrend, 71% degli italiani non si sente sicuro, ma non serve citare quest'ultimo messaggio, non perché Utrend non sia importante, anzi è importantissimo, ma perché qui hanno parlato Alessandra Ghisleri, Romiglia Research, ha parlato Antonio Noto e ha ben spiegato il meccanismo che si innesca sul percepito e quindi anche quello invece della propaganda. Ora lo dico proprio chiaramente, vedo in questi giorni passare strampalati video risibili di qualche transfuga che pollice verso, pollice su, pollice giù, insomma creati addirittura con l'intelligenza artificiale abbastanza risibili, ma parliamo di cose reali. Allora, che cosa davvero si può fare di più? Che cosa è stato fatto realmente? Perché è troppo comodo criticare così tout court, ma per la sicurezza, cioè la richiesta che poi vogliono la maggior parte degli italiani al di là di ogni colore politico. Ma io penso che la richiesta che vogliono gli italiani è sicuramente una sicurezza maggiore nel nostro paese, ma soprattutto delle pene certe. Noi non possiamo pensare che, come dicevo prima sulle regole di ingaggio, che le forze di polizia intervengano e poi vengano messe alla gogna, alla berlina e vengano inquisite tutte le volte che intervengono per far qualcosa. Non possiamo neanche pensare però che nel momento in cui viene preso qualcuno che fa un reato, nella maggior parte dei casi poi è a piede libero, viene denunciato a piede libero, oppure in tantissimi casi praticamente ci sono delle pene che fanno sorridere. Io l'ultima che è trovata è stata quella di un cittadino extracomunitario di una religione diversa dalla mia, che sentivo che praticamente picchiava la moglie. È stato detto che vabbè, ma è nella sua diciamo tradizione, nei suoi usi, nei suoi costumi, e quindi è stata data una pena lieve. Continuo a pensare che noi siamo un paese che è il paese del diritto romano. Tutti ci riconoscono che comunque il diritto sia nato in Italia. Ecco, in questo momento dobbiamo far valere questa cosa, perché le pene certe sono quelle che poi permettono ai cittadini di poter uscire e stare meglio. Ovvio, non possiamo pensare che ci sia un poliziotto a ogni via e in ogni angolo delle strade, però se ai poliziotti gli permettiamo di lavorare un po' più sereni, polizia, carabinieri, le forze dell'ordine, gli permettiamo di lavorare un po' più sereni, io penso che possiamo essere anche un po' più sereni noi quando usciamo di casa. Ed ecco anche Utrend, sempre legittima difesa, il 57% vorrebbe più tutele. Beh, assolutamente. Dato freschissimo. Assolutamente sì, io continuo a pensare che dobbiamo essere più tutelati, assolutamente, qua sono totalmente d'accordo. E allora, buon vento di vacanze, spira un po' da parte di tutti noi e insomma tutti gli italiani si preparano, lei è pronto con la sua valigia? Sì, io devo essere onesto, ho già fatto una settimana con la mia famiglia, con mio figlio e siamo stati nelle Marche, e adesso quando il Senato chiuderà nel mese di agosto per 2 settimane sono pronto con la valigia, quindi farò una settimana all'estero. Vacanze Made in Italy ce lo assicura o no? Possiamo stare tranquilli? Vacanze Made in Italy o no? Ce lo assicura? Allora, 50%. 50%. 50%, non ho problemi a dire, una settimana all'estero, anche perché io continuo a dire una cosa, che l'outgoing, cioè i turisti italiani che vanno all'estero, fanno guadagnare anche i tour operator italiani e di conseguenza bisogna aiutare anche agenzie di viaggio e tour operator che comunque lavorano per mandarci all'estero. E quindi ma lo sa che vanno molto forti i borghi quest'anno? I borghi italiani sono tra le mete più preferite dei turisti. Non so ora se c'è un turismo più mordi e fuggi per la povertà. Io da produttore di vino e avendo un'azienda agricola in Oltrepò Pavese, dove praticamente è una zona di borghi e di turismo
legato all'agroalimentare non posso che essere felice. No, ma ci sono i dati, gli italiani stanno optando più per i borghi, forse per mancanza di fondi, per non far viaggi troppo lunghi, per un turismo più mordi e fuggi, ma i borghi italiani vanno fortissimi, più degli altri anni. Ci sono qui dei report che ho proprio di fronte e dei dati. E allora, senatore Centinaio, io la ringrazio, la saluto, vedremo un po' a settembre di risentirci e di fare il punto se questo è stato un turismo più made in Italy, più all'estero e come siamo andati, e non solo, perché poi parliamo con lei sempre, ampliamo il ventaglio che è sempre ricco e incandescente. Va bene, ci vediamo dopo le vacanze. Ci vediamo e ci sentiamo, grazie. Perfetto. E buon vento. Grazie a voi. Se le emozioni sono come onde, è naturale avere sali e scendi. Facciamo sogni grandi come navi, ma poi rugginiscono se stanno fermi. Apro le vele, poi saluto il porto, finché non è un punto piccolo nel mare. È vero, casa sarà sempre casa, però l'orizzonte è dove voglio andare. Quindi mi tuffo nel Mediterraneo ed è come l'abbraccio di un amico mio. Perché in fondo di acqua e sale è fatto lui E sono fatto io. Buon vento a chi oggi partirà. Di nuovo a te la linea, Alessandra. E allora abbiamo parlato di consumi, abbiamo parlato di vacanze, abbiamo parlato di sicurezza e tutto questo ventaglio noi cerchiamo di approfondirlo naturalmente con i nostri amici, gli amici delle grandi associazioni dei consumatori, una per tutte, il Codacons. E con noi di nuovo chi ci difende, il presidente e avvocato Gianluca Di Ascenzo. Ben ritrovato, avvocato Di Ascenzo. Buonasera, grazie per l'invito in trasmissione, è sempre un piacere. Ma lei è pronto con questa valigia? Come tira il vento lì dalle sue parti del Codacons? Dobbiamo essere depressi, dobbiamo essere ottimisti, in una battuta, perché poi stavo guardando, non so se lei li ha visti, i dati della CGIA di Mestre. Intanto ci hanno rifilato un bel po' poco sul gasolio, non parlavamo con anche il vicepresidente del Senato Centinaio e dice certo di più, mi fido di Giorgetti, non si poteva fare. Ma intanto la CGIA di Mestre dice che entro l'anno, io non voglio essere catastrofica, ma sono dati che vanno dati, entro il 2029 lasceranno in impiego 3 milioni di lavoratori italiani e questo succederà in Emilia Romagna. Capirai, è una delle grandi regioni italiane dove il turismo regna da sempre e lì in Emilia Romagna sono in uscita il 50% degli addetti, anche per la crisi demografica di cui oggi tanto si parlava. Che vento tira, presidente Di Ascenzo? È un vento non favorevole, diciamo, alle famiglie italiane, perché se andiamo a vedere, leggiamo il bicchiere mezzo pieno è che molti italiani hanno deciso, vista anche l'incertezza geopolitica, di rimanere nel bel paese e questo è un segnale di incremento del turismo in Italia che ci fa piacere, anche perché sappiamo che ci sono delle bellezze che non conosciamo e che meritano invece di essere valorizzate. Dall'altra però non sappiamo che mezzo utilizzare per andare in ferie, perché se andiamo a vedere, come giustamente si diceva, l'aumento dei carburanti, anche il taglio delle accise non è che ha aiutato tantissimo i consumatori, per non dire che di fatto è impercettibile. Se andiamo a vedere il costo dei biglietti aerei tra cancellazioni... Dichiarato prima, mi perdoni, 17 centesimi sul diesel, questo è quello che si è potuto fare e fino al 6 agosto uno sconticino. Che cosa dice il Codacons su questo? Ma secondo noi questo sconto di fatto non va a colmare quello che noi abbiamo registrato dall'inizio del mese di luglio, insomma l'aumento è notevolmente superiore, per cui questo sconto non va a creare un beneficio per i consumatori. Oltretutto quello che stiamo registrando è che non viene ancora applicato, almeno secondo i dati che abbiamo noi a disposizione, poi speriamo che siano dei dati parziali, insomma, però non tutti quanti i distributori stanno applicando questo sconto, chiamiamolo così, per cui le famiglie ad oggi, e quindi parliamo di bollino rosso, di partenze intelligenti, però sicuramente per chi si sposterà in macchina ci sono tante incertezze e noi quello che auspichiamo è che ci siano degli interventi tra il governo
che valuti se effettivamente non sia il caso di prolungare, perché il 6 agosto di fatto è solamente la prima settimana del mese tradizionale per le ferie dei noi italiani, ma in realtà poi c'è tutto il mese che invece speriamo che consenta ai nostri concittadini e ai consumatori di spostarsi per le ferie. E ad oggi, insomma, il panorama sicuramente non è roseo. Questo sconto solamente sul gasolio non va ad aiutare i cittadini, perché non tutti quanti hanno una macchina diesel, e questo è anche un effetto delle politiche europee che noi abbiamo criticato, perché lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte anche ai vostri microfoni, la spinta della Commissione europea per il green, per le auto elettriche, ma qual è la famiglia italiana che può permettersi di spendere 25-30 mila euro per acquistare una macchina ibrida o elettrica? E quindi quando, ricordiamo, sono passati quasi 10 anni, quando è stato stigmatizzato il diesel, per cui molte famiglie hanno optato per le macchine a benzina, che ha messo impianti a GPL, chi viaggia con il GPL, diciamo, sorride, ma questo è un sorriso amaro, perché il GPL oggi sta a 6,69, scusate, 6,99, 700, sì. Che rispetto agli oltre 2 euro per il diesel, certo è quasi un terzo, però sicuramente ci stiamo veramente consolando, come si dice, con l'aglietto, per cui i consumatori sicuramente non sorridono e il provvedimento del governo è insufficiente. Noi chiediamo che venga fatto di più e speriamo che per venire incontro a questa crisi si scelga un turismo slow, passatemi il termine un po' inglese, perché adesso si sta parlando tantissimo di overtourism, di ne parliamo di sovraffollamento. Tra pochissimo, diamo uno sfondo nero, per poi parliamo di turismo, così come abbiamo parlato nella prima parte con Gianmarco Centinaio. Voglio fare le stesse domande anche a lei. Registro un dato che le do in diretta, che è di settimana scorsa, ma poi è stato aggiornato anche oggi. Sempre CGA di Mestre, nel Golfo, dopo con la guerra nel Golfo, la stangata è da 29 miliardi per le famiglie italiane. Ci crede lei? Dobbiamo essere così pessimisti? Una battuta super veloce, andiamo in pubblicità, la prego di rimanere altri 5-6 minuti con noi, perché voglio parlare proprio di turismo, di borghi e di overtourism. Sì o no? Dobbiamo credere o no a questa stangata da 29 miliardi per le famiglie, quindi per le nostre famiglie italiane, tutti, nessuno escluso? Non mi sento di essere ottimista, ecco, rispondo così, poi magari approfondiamo dopo la pubblicità. Approfondiamo, andiamo anche a una sfumatura di positività, parliamo di vacanze. 16:29, rimanete con noi, in pausa per un momento e ritroviamo il Codacons con il presidente Gianluca Di Ascenzo e poi ci raggiungerà l'imprenditore Giordano Riello, parleremo di tutto e di più. Aspettate, state con noi. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Rumore. A te la linea, Alessandra.
Grazie Natalia, 16:30, ultima puntata di questa stagione di Pop Economia Rumore. E rumore lo fa il turismo, perché lo avete sentito, perché si fosse collegato nel primo blocco della trasmissione, il boom del turismo non si ferma nonostante tutto, nonostante tutti i guai economici che abbiamo, e li abbiamo citati uno per uno. La crescita infatti è del 5% e l'Italia, il nostro bellissimo paese, è il primo paese in Europa per l'occupazione nel settore, dati freschissimi che ha dato proprio il ministro Mazzi, il ministro del turismo. L'abbiamo commentato anche con Gianmarco Centinaio, esperto di turismo, vicepresidente del Senato. Centinaio dice merito del nostro Made in Italy, merito delle nostre bellezze, del nostro bel paese. Ma noi dobbiamo fare i conti, andiamo talmente forti che dobbiamo fare i conti con l'overtourism. Ora si parla di ticket, è spuntata anche l'idea del ticket, come fu un po' per la Fontana di Trevi che criticammo tanto, anche per le Dolomiti. Ecco, presidente di Ascenso, presidente del Codacons, che credo sia ancora collegato con noi, che cosa pensa di questo ticket, di questa idea per combattere, per contrastare questo overtourism che se da una parte ci fa gioco perché significa che il turismo in Italia va forte, dall'altra può danneggiare un pochino quel turismo più tranquillo, più soft, più slow, come diceva lei. Sì, passatemi una battuta, ma al comune mezzo gaudio, nel senso che questo tema, il tema dell'overtourism, riguarda non solamente il nostro bel paese, ma riguarda anche la Spagna, il Portogallo, la Grecia. Pensiamo che da quello che sappiamo dalla cronaca, a Palma di Mallorca sono scese in piazza oltre 20.000 persone per contestare l'overtourism. Sappiamo che a Barcellona si pensa ad una tassa da far pagare ai crocieristi di circa 30 euro per chi si ferma a Barcellona per meno di 12 ore al giorno. Insomma, quindi è un tema dell'affollamento, perché a noi non piace il tema cioè l'accezione negativa del turismo, perché noi siamo abituati a poter viaggiare in Italia, a visitare dei posti siamo abituati anche alla gratuità, no? Come dicevamo in apertura di puntata, cioè questa gratuità che potrebbe venirci meno con i ticket proprio non ci piace, non trova? Sì, assolutamente. Pensiamo al fatto che noi possiamo visitare a Roma ma non solo, delle meraviglie di pittori della portata di Caravaggio senza spendere un euro, mentre invece quando andiamo all'estero dobbiamo pagare per entrare dentro le cattedrali. Quindi noi sicuramente siamo abituati bene. Il tema è che la tassa sulla bellezza, così come la chiamiamo, a noi italiani non piace. C'è però un problema da affrontare, il fatto che anche con la diffusione dell'influencer marketing, oggi alcune realtà che siano montane, che siano le Dolomiti, come giustamente oggi si parla tanto di questo, ma situazioni balneari, citavamo Cipro, piuttosto che la Grecia, piuttosto che la Spagna o quant'altro, non sono in grado di gestire un'affluenza anomala. Ma in Italia abbiamo gli esempi di Venezia, dove si paga un ticket, abbiamo gli esempi di Capri, dove di fatto non c'è la disponibilità a cogliere un numero incredibile che moltiplica la popolazione che va ad affollare le strade e i servizi, che non sono in grado di gestirli. È chiaro che la strada più semplice, che però non è efficiente, secondo noi non è efficace, è quella di far pagare un ticket per cercare di limitare il numero delle persone. Che sia una prenotazione attraverso un'app, che sia un ticket, di fatto questo non va a risolvere il problema. Secondo noi ci vuole una soluzione che sia più strutturale, che vada a far conoscere ai consumatori l'esistenza di situazioni analoghe, altrettanto belle, che meritano di essere visitate, perché nel nostro paese ci sono delle situazioni, dei posti meravigliosi, sconosciuti, dove non bisogna fare la fila per andarli a vederli o per fare una foto da condividere sui social e mettersi in fila per ore. In prima fila con il nostro bel faccione, insomma, per dire che siamo qui, no? Quello vuol dire lei. No, esatto, cioè noi abbiamo un territorio che va promosso, che merita di essere visitato, che però molti dei nostri connazionali non conoscono, per cui si segue la moda per fare una foto da condividere, ma non si sa che poi a distanza di pochi chilometri ci sono dei posti meravigliosi, sconosciuti, dove non c'è nessuno, e quindi si ha anche a disposizione quello spazio vitale che non ci costringe a fare una fila di ore per fare una foto, anzi si può vivere un'esperienza meravigliosa senza dover restare in fila, senza dover intasare il territorio, ma soprattutto
il tema che viene a danneggiare il territorio è il fatto che nei territori che sono oggetto di questa iperfrequentazione da parte dei turisti è il fatto che, ad esempio, un dato che può sembrare banale, non si trovano degli affitti annuali, delle locazioni annuali, ma il mercato è falsato da questa esigenza turistica. Ma pensiamo poi dopo al traffico nelle strade, ai parcheggi, a come aumenta il costo del cibo, e tutto questo chiaramente crea un'inefficienza nel mercato, crea un disagio per i residenti, al punto che oltre 20.000 persone a Palma de Mallorca sono scese in piazza per lamentarsi di questo fenomeno. È per ovvio che protestare. dobbiamo E allora, intervenire. vacanze di agosto sì, ferie d'agosto, come diceva il titolo di un mitico film con Sabrina Ferilli, girato a Ventotene, non so se lo ricorda, siamo tutti vicini alle tanto agognate ferie d'agosto, perché ormai agosto fa capolino, luglio sta proprio finendo, siamo al 28 e in viaggio, lo dicevo prima, in questo momento, mentre noi parliamo, ci sono 36,2 milioni di italiani. Il mare resta la meta preferita. È l'indagine realizzata proprio fresca da Tecne per Federalberghi, è un'indagine che fotografa abitudini, spese, tendenze della stagione estiva. Ora, dico questo per lanciare quest'altra notizia, che commentavamo anche con Centinaio. I borghi italiani sono un po' i re in questo momento, cioè sono quelli più gettonati, e anche questo è un dato freschissimo. Perché secondo lei turismo mordi e fuggi, o perché c'è una riscoperta del nostro patrimonio, della nostra identità? Siamo in chiusura, un minuto. Sì, un minuto rapidissimo. Questa è una bella tendenza, c'è un incremento del consumo rispetto agli altri anni. Un consumatore su 5 sceglie una meta per vivere un'esperienza, che sia un'azienda agrituristica, che sia un'azienda che produce vino, olio o quant'altro. Questo ci fa piacere perché ci consente di riscoprire i gioielli del nostro territorio, aiutare le aziende che producono le eccellenze del Made in Italy, e quello che posso fare in chiusura è invitare tutti quanti noi a fare questo tipo di esperienza in quest'estate, per aiutare queste realtà a sopravvivere e a godere di un'esperienza che, anziché passare le ore in fila, e di godersi magari del tempo tra i filari delle viti del nostro meraviglioso territorio. E allora grazie al presidente del Codacons Gianluca Di Ascenzo, voce preziosa qui a Pop Economia e Rumore, perché la voce dei rappresentanti dei consumatori qui è sempre ben apprezzata. Io la ringrazio, la saluto e ci rivedremo, se Dio vuole, dopo la pausa estiva. Grazie e buon vento anche a lei, buone vacanze. Grazie e buone vacanze a tutti. Rimanete con noi, rimanete con noi. Terraferma, in pericolo costante, sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante. Si muove, si muove, si muove. Ho la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mentre le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole. Buon vento. A te la linea, Alessandra. Grazie Natale. Allora, questa canzone di Giovanotti mi piace moltissimo perché parla di buon vento, è positiva e la positività è quella che ci serve. Ed economicamente parlando, in Italia qual è il miglior buon vento se non quello dell'impresa, del talento e del Made in Italy? Sapete quanto io ci tengo e quanto ci teniamo in questa trasmissione a parlare delle storie vere di successo, quelle vere, non quelle tarocche, sul Made in Italy, sull'impresa. E allora quando dico Made in Italy, impresa e talento, dico Giordano Riello. Eccoci qua di ritorno e ben ritrovato, capitano d'impresa del prestigioso gruppo industriale Riello. Giordano, ben ritrovato, come sta? Grazie Alessandra, è un piacere di sentirla, essere in collegamento con voi, con gli ascoltatori. Tutto procede con regolare disordine, che ormai è diventata la quotidianità.
Sì, allora un caos calmo direi, un caos calmo che però dovrà produrre forse, almeno si dice così, grande energia e qualcosa di nuovo, un semi di novità. Allora, come vanno le cose in questo grande gruppo leader? Lei ci ha raccontato l'ultima volta che ci siamo sentiti non molto tempo fa, lo ricordiamo, lo sapete tutti, chi non conosce Riello, leader nel settore della climatizzazione, pioniere dell'aria condizionata in Europa. A proposito di caldo e di condizionatori, quante volte forse la nominiamo Airmac, che ci dice su questo? Beh, mi permetta la battuta, con queste temperature africane Dio benedica i condizionatori e chi li produce. Però venendo alla sua domanda assolutamente molto seria, il momento è molto complesso e io credo che l'impresa italiana, per mantenere la sua competitività, debba fare dell'innovazione la sua grande ossessione, ed è quello che in azienda e in famiglia facciamo continuamente per cercare di riconfermare le posizioni nel mercato italiano, che per noi rappresenta la nostra identità, e per crescere con basi solide nei mercati esteri. Ecco, mi piace molto la sua assertività, Giordano. Io l'ho richiamata, non soltanto per il piacere di sentirla, lei ormai qui è di casa, le nostre ascoltatrici, grandi esperte di economia, e i nostri ascoltatori la conoscono, ma perché ho notato che lei ha pubblicato un manifesto giorni fa. E questo manifesto, mi dica lei se sbaglio, si chiama Il mio manifesto della leadership della discontinuità per l'Italia. C'è scritto così: non è un'epoca di cambiamento, ma un cambiamento d'epoca, perché l'Italia ha tutto, talento, ingegno, creatività, cultura, manifattura, bellezza. E allora come mai questo manifesto, che mi sa un po' di imprenditoriale barra politico, o il contrario, politico imprenditoriale, non so, mi dica lei, cioè se abbiamo tutto, cosa manca? È un manifesto che vuole essere industriale, però di carattere politico, perché l'impresa, io credo che abbia il dovere e la responsabilità di guidare anche le scelte politiche per rendere il paese più competitivo. E quindi la risposta qui la voglio dare in modo molto chiaro, perché io credo che l'Italia abbia tutto quello che serve per tornare ad essere una grande nazione. Abbiamo il talento, ricordava lei la creatività, le imprese straordinarie, università di altissimo livello, abbiamo una manifattura che ci invidia il mondo, eppure troppo spesso ci comportiamo come un paese che ha paura del proprio futuro. E io il futuro lo vedo ogni settimana, lo vedo perché per lavoro viaggio in tutte le aree geografiche del mondo, parlo con colleghi imprenditori, ricercatori, professori, con governi, e vedo cosa stanno facendo oggi gli Stati Uniti, cosa sta facendo la Cina, cosa stanno facendo gli Stati Uniti? Andiamo negli Stati Uniti, dove voi come gruppo Riello, ci ha raccontato proprio poco tempo fa, aprirete un grande polo nel 2027, questo a noi fa molto molto piacere. Cosa succede negli Stati Uniti con questo Trump che un giorno sì e l'altro pure cambia idea? Gli Stati Uniti hanno un grande vantaggio, secondo me, tralasciando le scelte naif, possiamo definirle, dell'attuale presidente degli Stati Uniti, però il grande vantaggio del patriottismo. Loro sono orgogliosi di essere cittadini americani e combattono per difendere gli interessi economici della loro nazione. A volte lo fanno in modo, lo diceva lei poc'anzi, disordinato e compiuto in maniera abbastanza aggressiva, però io credo che unendo il pragmatismo nordamericano, e quindi allaccio anche al Canada, unito all'ingegno e alla velocità di trasformazione che sappiamo gestire noi in Europa, a quel punto potremmo essere e ritornare ad essere il vero vagone e la vera locomotiva non dell'Europa ma del mondo intero, e questo abbiamo la responsabilità di metterlo a terra il più velocemente possibile. Ecco, in alcuni punti, se vuole, li possiamo vedere uno dopo l'altro, in questi punti, perché sono abbastanza interessanti. Volentieri, Lei dice grazie. Infrastrutture, e lei è presidente, lo ricordiamo, di Enplus. Ci vuole ricordare cos'è Enplus? Assolutamente. Enplus è un'azienda che ho fondato con due amici, che oggi sono i miei due soci, che si occupa della gestione intelligente del nostro patrimonio infrastrutturale. Quindi parlo di ponti e viadotti per lo più. Rendiamo queste infrastrutture intelligenti in grado di comunicare l'una con l'altra e di renderle non solo più sicure per tutti coloro che ci passano sopra e sotto ogni giorno, ma anche meno capital intensive in termini di spesa, perché riusciamo a gestire le manutenzioni in modo molto più preciso, in modo molto più ordinato e quindi anche in modo molto più economico.
E allora lei dice infrastrutture devono parlare tra loro. Perché? Non parlano tra loro? Allora, noi siamo stati bravissimi a costruire le infrastrutture nel secolo scorso, però adesso dobbiamo, come dicevo prima, renderle intelligenti. Un ponte non può limitarsi a stare, tra virgolette, in piedi, deve essere capace di raccontare come sta, deve di avvisarci quando nasce un problema e di dialogare con anche le altre infrastrutture e con l'utente che ci transita sopra o sotto, perché questo, vede, è il vero salto di qualità che dobbiamo fare, che è non costruire di più, ma conoscere meglio quello che abbiamo. Pubblico e privato, e qui tante volte si parla delle partnership pubblico e privato, quante volte le ho sentite queste cose, ma poi sono tutte un po', rimangono tutte un po' in aria, in volo, ma pubblico e privato invece per stare insieme, per volare, cosa devono fare realmente, detto da imprenditore? Innanzitutto devono trovare una sorta di vocabolario comune, perché io credo moltissimo nella collaborazione. Grandi opere, innovazioni, grandi risultati non nascono mai dallo scontro, e questo in Italia purtroppo abbiamo visto nei decenni passati, che c'è sempre stata una grande tensione tra pubblico e privato che deve essere superata. Infatti i grandi successi nascono quando il pubblico e il privato lavorano nella stessa dimensione e direzione, e questo lo sto vedendo in tantissimi paesi del mondo, soprattutto nell'area del sud-est asiatico. Quando lo Stato crea le condizioni giuste e le imprese portano innovazione, tutti crescono, e l'Italia e gli imprenditori italiani e i manager pubblici tutti devono imparare a fare squadra. E allora i manager poi sono anche delle persone, no? Sono proprio fisicamente e moralmente, emotivamente, sono persone, non sono dei robot. E lei dice sono le persone, sono il nostro capitale. Ma le persone sono anche quelle che si laureano, che studiano in Italia, che vogliono far carriera, anche magari partendo da un ascensore sociale più basso, ma ci sono tanti talenti, non sempre valorizzati e conosciuti. Ma però chiedo, come è possibile far sì che le persone diventino davvero un capitale, un investimento, se, ti dico, l'ultimo report Istat proprio di giorni fa dice che i laureati, ed è su base 2024, esamina l'anno 2024 per esempio, sono in fuga, e l'Italia ne ha persi nel 2024 per esempio 21.000, cioè 21.000 talenti sono andati via in un anno, e è caduto proprio comune. così, e accade sempre. Come mai? Questo purtroppo è un trend che stiamo registrando da qualche decennio, perché l'Italia non ha le condizioni, spesso e volentieri, per i giovani di guardare al futuro con grande entusiasmo. Prima ho citato il sud-est asiatico, quell'area geografica lì del mondo ha un'età media di 26 anni. Qui siamo una nazione e un continente estremamente vecchio. Noi dobbiamo creare le condizioni per costruire il futuro ripartendo da qua, che vuol dire lavoro più flessibile, vuol dire investire nei giovani, ma da un punto di vista anche di formazione, non solo di denaro, perché vede, tanti giovani che vanno via non vanno via perché gli si offrono dei salari maggiori, magari questa è anche una condizione, ma non è la primaria, sono le condizioni del lavoro che sono migliori negli altri paesi del mondo, e questa è una cultura che io eredito da mio padre e da mio nonno, che ci hanno sempre insegnato di mettere le persone al centro, perché le aziende non sono fatte solo di macchine, sono fatte di persone, e abbiamo giovani straordinari. I ricercatori di tutto il mondo, i migliori, sono italiani, e sono tutti tra Stati Uniti, Silicon Valley e Asia. Abbiamo i tecnici che ci invidia tutto il mondo, basti vedere le auto di lusso, quante grandi maestranze capaci ci sono. Perché il vero capitale di una nazione non sono i soldi, ma sono le persone. Dobbiamo creare le condizioni, anche pagandoli di più, perché rimangano nei nostri confini nazionali. E quando dico pagarli di più, però anche qui lo Stato, e ritorniamo alla collaborazione pubblico-privato, deve aiutarci, perché siamo un paese con i salari, i costi del lavoro più alti e i salari più bassi, quindi è giusto mantenere, a mio avviso, il costo del lavoro più basso a parità di salario, quindi che all'imprenditore costi anche uguale, non chiediamo sconti, ma ci permetta di dare in busta paga al nostro collaboratore più denaro.
più denaro è quanto merita. E allora i danni provocati da Hormuz, lo abbiamo detto anche la volta scorsa qui con lei, e dell'altro stretto, perché c'è anche un altro stretto ora che ci stringe, Bab al-Mandeb, e questa tregua di intermittenza che Donald Trump impone un giorno sì, un giorno no, e questa tregua fa ballare la tregua di intermittenza le nostre imprese, soprattutto le imprese del manifatturiero, mentre poi ci sono le mosse della BCE, delle grandi banche, della Fed, che stanno ovviamente prendendo le misure. Avrà visto Madame Lagarde che ha già dichiarato vuole lasciare la BCE, e lascia però per il momento, ci lascia abbastanza tranquilli e lascia invariati i tassi rimandando a settembre, mentre la Fed ci sta pensando, lascia il costo del denaro invariato, ma il nuovo aumento del petrolio e queste fortissime pressioni sui prezzi alla produzione potrebbero spingere il nuovo presidente Kevin Walsh a mantenere un orientamento molto diverso da quello di Madame Lagarde, quindi molto più restrittivo. Ora le dico questo come premessa di un altro punto che ci sta molto a cuore, l'energia, di quale abbiamo parlato con lei tempo fa, l'energia, l'ambiente e l'industria, quelle che lei in questo manifesto, che mi sono letta molto attentamente, definisce un triangolo. Sì, il triangolo, ma questo triangolo può star bene insieme come? E aggiungo che c'è anche tanto di sondaggi come quello di Euromedia Research di Alessandra Cheseri, che dice il nucleare non è più un tabù ideologico anche per i giovani. Ecco, allora come sta insieme energia ambiente, come stanno insieme energia ambiente e industria, e poi andiamo al nucleare. Allora, un altro errore che abbiamo fatto nella storia e che continuiamo a fare è mettere queste tre parole una contro l'altra: ambiente, industria ed energia. In realtà sono facce della stessa identica medaglia, perché non esiste un'industria senza energia, non esiste un benessere senza l'industria e non esiste un futuro senza il rispetto dell'ambiente. Però qui serve equilibrio, serve pragmatismo e serve la scienza e serve molta meno ideologia, o quelli che abbiamo chiamato l'ultima volta i talebani del green. Allora, lo ricordo punto, bene. Facciamo, I talebani del green non ci aiutano, dice lei. Non ci aiutano per niente, perché creiamo una dicotomia tra queste tre parole, quando queste devono vivere in equilibrio e devono collaborare l'una con l'altra, perché non sono in contrapposizione, in contrasto, ma sono veramente, come dicevamo prima, una faccia della stessa identica medaglia, perché tutte devono coesistere e concorrere al benessere e alla crescita e sviluppo di un territorio, di una nazione. Ecco, allora dicevamo così prima, non è più un tabù ideologico, comincia perlomeno anche da una parte della sinistra che tanto l'aveva osteggiato, non è più un tabù ideologico quello del nucleare, e questo accade anche tra i più giovani, quelli che si informano ovviamente di più, e il 75% conosce l'argomento, ce lo dice Euromedia Research di Alessandra Ghisleri, perché in Italia poi in fondo il tema economico compatta tutti, soprattutto la necessità di essere economicamente più in vantaggio, no? Quello che noi non abbiamo, scontiamo questo vantaggio anche per le crisi contingenti. Quindi gli italiani si compattano e prevale tutto sulla paura, quella paura ideologica storica legata per esempio alla radioattività. Ecco, ora che il nucleare torna in Italia e la Camera approva nuovi reattori con 155, sì, è accaduto proprio recentemente, cosa pensa di questo? Allora, abbiamo perso 40 anni di tempo, purtroppo, perché da Chernobyl in poi queste sono le tempistiche che abbiamo lasciato sul terreno. Però abbiamo perso questa battaglia, ma non dobbiamo vincere la guerra, e mi fortifica e mi rende fiducioso verso il futuro tecnologico, energetico, il fatto che tanti giovani ora capiscano che l'energia nucleare non è un ordigno nucleare. Se ben utilizzato, con i reattori di nuova generazione che lei poc'anzi citava, è uno strumento potentissimo a garantire una sovranità energetica in un paese, in una nazione che sta soffrendo tantissimo. Abbiamo perso tanti anni, ora dobbiamo spingere sull'acceleratore, e mi conforta il fatto che i giovani si rendano conto che è un'esigenza ambientale e anche economica il fatto di utilizzare questi strumenti per creare, per dare alle aziende e alla popolazione, alla collettività energia, e passare dal camminare al correre,
dobbiamo accelerare, come dicevo, sull'acceleratore, perché non possiamo perdere ulteriore tempo e dobbiamo salvaguardare i nostri patrimoni, perché l'energia, lo vediamo tutti i giorni, quando andiamo tutti i mesi, quando apriamo la bolletta, costa e costa anche troppo. Ecco, per essere ancora più sovrani in terra nostra, uso così questa frase un po' ad effetto per dire che cosa dobbiamo fare. E ci citi qualche altro punto, perché parliamo di sovranità energetica, quella che di più ci sta a cuore, ma gli altri punti del suo manifesto? Io credo che il nuovo vero petrolio siano i dati. E nel manifesto questo secondo punto nasce proprio da quello che vedo ogni giorno nelle nostre aziende. Abbiamo affrontato e stiamo affrontando una crisi energetica, quindi tutti parlano di petrolio, gas o materia prima, ma oggi la vera ricchezza di un paese sono i dati che questo possiede. Pensiamo all'intelligenza artificiale che sta pervadendo tutte le nostre vite e la nostra quotidianità. Questa senza i dati non esiste. Pensiamo poi alla sicurezza, alla nostra sanità, ai trasporti. Chi possiede i dati governa il futuro. E allora qui io mi chiedo, ma vogliamo che il valore generato dai dati degli italiani rimanga in Italia oppure venga sfruttato altrove e rivenduto a noi stessi? Ecco, per me questa è una questione di sovranità nazionale, le informazioni che ricaviamo dai dati che tutti i giorni utilizziamo. Ecco, una domanda diretta. Come pensa di mettere a segno questo manifesto politico, tra virgolette, imprenditoriale? Per fare asse con chi? Ci ha pensato? Non mi dica di no, eh? Assolutamente sì, questo è un manifesto assolutamente trasversale che vuole parlare a ogni colore e ambiente politico, perché qui si tratta di una competitività nazionale e una competitività nazionale non conosce colore, ma conosce solo ed esclusivamente la responsabilità di rendere il nostro paese più competitivo e più ricco, e quindi questo manifesto si rivolge a ogni individuo che ha la responsabilità di fare per noi delle scelte strategiche, economiche, sociali importanti. Bene, sono le 16:57, abbiamo un minuto. Ho cominciato questa trasmissione parlando col vicepresidente del Senato di Gianmarco Centinaio di turismo e del boom del turismo che non si ferma nonostante tutti i nostri guai economici. La crescita è del 5% e l'Italia è il primo paese in Europa per l'occupazione del settore. Posso chiederle vacanze made in Italy per lei che so viaggia molto o no? Esclusivamente made in Italy. Io sono io, mia moglie e i miei 3 figli siamo grandi appassionati di montagna, quindi ci concederemo un paio di settimane di arrampicate tra le nostre Dolomiti, cullati da questi paesaggi che non possono che creare uno stato d'animo di grande serenità, di grande tranquillità e di grande gioia. E di buon fresco anche, che tutti ne abbiamo bisogno. E allora, se volete del fresco, conosco una buona marca da potervi indicare. Abbiamo capito perché l'ho citata innumerevoli volte, ma non è pubblicità, è una marca italiana, è il nostro Made in Italy e quindi va citata e ricitata. Airmac naturalmente, è nostra storia, e allora storia di impresa. Costruiamo oggi l'Italia che meritiamo. Esatto, e allora a 16:58 io Giordano Riello le auguro buon vento e ci sentiamo con un pochino più di freschetto, magari a settembre. Buone vacanze e buon vento. In vostra compagnia. Grazie, buona estate. E allora io vi saluto, cari amiche e amici di Pop Economia Rumore, Radio Libertà, voglio ringraziare per la grande partecipazione per questa fortunata stagione anche quest'anno, per l'interesse dimostrato, per i risultati anche ottenuti e mi avete dimostrato anche tanto affetto, tanta simpatia e tanto ci siamo sentiti vicini anche se apparentemente lontani. E allora vi ringrazio e vi saluto e vi do appuntamento sempre, se Dio vuole, a settembre. Ci vediamo. Ciao e buon vento, buone vacanze, passatele bene. Grazie alla mia cara regista Natalia, sempre disponibile, presente e super. Ciao Natalia e ciao a tutti voi. Avete ascoltato Pop Economia.